io sono convinto che la partita dell'energia sia una partita fondamentale, dopodiché si può ragionare su molte altre partite, ad esempio quella che a noi sta molto a cuore è quella delle ZLS, quindi dell'inquinamento del PM10, sulla quale penso che in tutta la pianura padana ci sia sensibilità. Davanti al ministro Raffaele Fitto, Luca Zaia ha elencato le sue priorità, candidando il Veneto a realizzare progetti strategici sul PNRR, non solo per il territorio regionale ma anche con ricadute a livello nazionale. Una sorta di salvagente nel caso emergessero nuove difficoltà nell'attuazione del piano. A spingere Zaia i risultati conseguiti negli ultimi anni a valere sui fondi strutturali di coesione. Insomma, il modello funziona e può essere d'aiuto in una fase tanto delicata per il Paese. Il monitoraggio in Veneto funziona, tant'è vero che noi non abbiamo assolutamente dispersione di risorse e addirittura chiediamo anche ufficialmente che si stabiliscano anche delle modalità per cui ci sia un cronoprogramma, una tempistica, e in modo tale che non si arrivi all'ultimo giorno, magari anche a livello nazionale in qualche realtà, dicendo non ce l'ho fatta. Quindi bisogna applicare un controllo di gestione che sia serrato. Impensabile, aggiunge il governatore, perdere anche solo un centesimo del piano messo a disposizione dall'Europa nel post-pandemia, piano che, avverte sempre Zaia, non è però un monolite. La riflessione faccio è quella che ho fatto fin dal primo giorno. Esiste l'articolo 21 che ci dà, del trattato, che ci dà modalità e modo di ritrattare il negoziato. Dall'altro è fondamentale che si aiutino un po' tutte le comunità a livello nazionale affinché riescano a mettere a terra gli investimenti. Dopodiché in via preventiva vanno stabilite le regole per un overbooking nazionale. I soldi dell'Europa non bisogna restituire.